prvi žarek že dviga se iz sna. Glej, nad vodo je svetloba vzšla, ko poslednjemu temi poidejo moči. Novih stoterov se sonca veseli, nekega jutra, ko se zdani in se glave ohladijo, vsak odide svojo pot. Nekega jutra, ko se zdani in se solze posušijo, nekega jutra, ko se zdani. Complesso monastico di Sticna, quelli che stanno davanti forse riescono già a intravedere il campanile della chiesa, quindi tra pochi minuti saremo lì. Vedrete, è un complesso formato da diversi edifici. Tam pri peči stari, kot včasih tiste dni, s klobuki na omari in toplimi dlanmi. Spomnimo se pesmi stare, ki blaje še od vseh, glasneje od viharjev se slišal bo naš smeh. Nekega jutra, ko se zdani in se glave ohladijo, vsak odide svojo pot. Nekega jutra, ko se zdani in se solze posušijo, nekega jutra. Vete, naša zgodovina tukaj se začenja leta 1132, ko so prišli prvi menihi iz Rajna pri Gracu, današnji Avstriji. Tukaj v tej krajini se začne graditi samostan. Quindi la storia del monastero inizia nel 1136, quando arrivarono i primi monaci da un posto vicino a Grazia. In pergamena, che è la pelle della pecora. Se pensate alla dimensione di questi fogli è quasi la stella di una pecora, con due facciate. Zato, če si hotel eno knjigo dati napisati, si bomo mettere na šedo, Per fare un libro pensate che gregge di pecore siano Nekega jutra, ko se zdani. Dopo la lettura, finché c'era luce, poi andavano nella chiesa, a preghiera, poi a dormire. Če vstajajo, so pa zelo zgodeni. Moš vedeti. Ecco, altro che voi stamattina. all'1:30 si svegliava. Adesso ti sveglio. Con
qua arrivava. Tu so potem naredili nov zaključek Hanno fatto questa parte nuova, ovviamente. in pa tukaj lahko pogledate tudi naše pokopališče. Lahko greste tudi noter, vrate malo rupni. Se volete potete anche entrare dentro. No, Zadnji stol je. a posto, più tempo. Padre, non sapevo che ne inviti nel refrattorio. Sončne gorice, polja cvetuša, temni gozdovi, sinje gori, trate zelene, rike srebrne, tebe dolinska moja krasi. Trate zelene, rike srebrne, tebe dolinska moja krasi. Posejane ruže dolinska okna krasi, budijo ceste v kraje neznane, kamor hitijo moje želji. Budijo ceste. A Mogliava andiamo, come abbiamo detto, a visitare la casa natale dello scrittore Josip Jurčić, dove là ci attende la guida che ci racconterà un po', ma penso che racconterete voi direttamente perché ormai sapete tutto su Josip Jurčić. Potete anche declamare un pezzo là del brano che abbiamo letto se volete. Lipe sončne dolinske, tam bi najraje vidno ostal. Vozil s konički, pismi prepival, zemljico svojo kopal oral. Vozil s konički, pismi prepival, zemljico svojo kopal oral. No, samo hišo je sicer zgradil že pisateljev ded leta 1826. La casa è stata costruita dal nonno dello scrittore nel 1826. Saj dolinska je moja mati. Če hoče kdo biti zdrav, vesel, pojd z nami na Dolinsko, kjer griči so. No, zato pa prvi prostor, skozi katerega smo že šli, črna kuhinja, torej tam je ognjišče brez dimnika. Črna kuhinja, avete visto, la cucina nera, focolare senza camino, come abbiamo visto anche a Vrba, quando siamo andati da Presciren, un po' dappertutto. Eccola, bravo Stefano. Zmutjen! Po domače. Nel romanzo, Deseti brat, Decimo fratello, il primo romanzo sloveno scritto da Josip Jurčić. Tra gli altri personaggi c'è Krjavel, che era quello un po' pazzerello del paese. E questa è la sua capanna, Krjavljeva kuća. Che è Zamenjal ne bi je za čisto vse zlato, saj Dolinska je moja mati. Zamenjal ne bi je za čisto vse zlato, saj Dolinska je moja mati. Med gradovi Samostani in Beli Breze. Allora, Samostan l'abbiamo visto. Belle Breze le vedremo, si spera, domani in Bela Krajina. E adesso vediamo il primo dei castelli che vedremo, che è Žužemberk.
sul portale principale del castello c'è inciso l'anno 1000, quindi pare che il primo nucleo risalga proprio a quel periodo lì e che fosse stato fatto costruire da Guglielmo I, che era il marito di Sant'Emma. Prijatni smo si med seboj in cenimo ljubezen, dekleta naša rože so, ni takih na Slovenskem. Dekleta naša rože so, ni takih na Slovenskem. Zamenjane bije, za čisto vse zlato, saj Dolenjska je moja mati. Zamenjane bije, za čisto vse zlato, saj Dolenjska je moja mati. Zamenjane bije, za čisto vse zlato, saj Dolenjska je moja mati. Saj Dolenjska je moja mati. Nutrimento di ogni tempo sta nel vento, polline, è l'aria, l'aria è come noi, questa è l'aria, l'aria intorno a noi. Intorno a noi. Nuovo mesto intorno a noi, nuovo mesto intorno a noi. Questo colle dove ci troviamo viene detto Kapitel. E questa chiesa, Kapitelskazirkev o anche solo Kapitel, Svetega Nikolaja o Svetega Miklauša. Quindi chi è il santo? Quello Nicolo. Leonardo. Abbiamo detto prima, nel 1472, monaci dalla Bosnia che fuggivano dai turchi si insediarono qua e fondarono il monastero. Cosa?
abbiamo sentito. Ma questo vuole anche la ripetizione. Le panca colovodi, le panca colovodi, le panca colovodi, le panca colovodi. Adesso qua siamo sul Glavni o Veliki Trg, piazza grande o piazza principale, che sembra più una via, Sul no? tipo austriaco. Sul tipo austriaco, esattamente. E questo era proprio il fulcro della città quando fu fondata nel 1365. Chi sa la storia della Fontana? Anna Maria Grazia. Che sono innamorata. Ecco, Bravo al vento perché la donna non accettava questo amore, non era contraccambiato. E quindi lui si angosciava e si torturava per pene d'amore. Esatto. Quindi tutte le parole erano come le gocce dell'acqua che torrogliano a caso. Bravo, proprio così. Poeta Drago Tinchette, che aveva studiato qua a Novo Mesto, si era innamorato di questa ragazza, Angela, che però non lo ricambiava. E c'è questa poesia dove lui descrive proprio questa fontana e lui che sta qua alla sera, al crepuscolo, a piangere e pensare. Noć trudna molči, nezamudna beži, čez mostni trg luna samjava. Vse v mraku mirno, na vodnjaku samo tihe vetrce z vodoj poigrava. La notte stanca tace, l'esta corre per la piazza la luna sognante. Tutto è quieto nel crepuscolo, solo sulla fontana il vento silente gioca con l'acqua. Sanda so mi črne oči, i obrve, črne oči, i obrve. Prispę po mlad
vrgoli na okrogje vse zeleno in posuto z rožami. Davanti a noi, se riuscite a vedere, sbuca il campanile del monastero. E qua abbiamo già un primo cartello dove c'è scritto Obmoci e Piscine, zona del silenzio. Sulla sinistra, oh che bel silenzio! Dovremmo fare sempre il gioco dei cistercensi che mi piacciono. Kaj boste doživeli? Poznali boste življenje, kot je bilo v teh krajih 150 let nazaj. Faranno vedere com'era la vita in queste regioni 150 anni fa. In potem boste imeli malico na prostem, v naravi, v navzočju naših ptic in živali, predvsem pa bo vse domače. Allora, una bella merenda domacia nella natura con gli uccellini che cantano. Con gli animali. Anita, non parla del tuo. Ma lei non è dell'epoca. Dobrodošli. Se vrača v prostor in se ob lepem vremenu dviga gor v šijo. Allora, il fumo, in caso di bel tempo, si alza su e segue il percorso, quello là sopra. In potem nadaljuje svojo pot v ostrešje. E continua fino alla tettoia, praticamente. Al tetto. Allora, producono 12 tipi di vino, poi tantissimi tipi di bevande superalcoliche. Oggi qua ne assaggeremo qualcuno. Zviček je en tako posebnost, slovenski, dolenjski posebnost, pravzaprav samo za to regijo, značilno vino, kajti mešano je med belimi in rdečimi sortami. V razmerju 70% rdečih in 30% belih sort, slovenske sorte. Questo è un misto, 70% di uve rosse e 30 bianche. To je, v tem je to vino edinstveno, samo dve priznani vini na svetu obstajajo, da so mešane med belimi in rdečimi sortami. In to je eno izmed teh dveh. Al mondo ci sono solo due tipi di vino riconosciuto, diciamo DOC, tra virgolette, con questo tipo di mescolanza e il Zwischek è uno di questi due. Chiesa gotica è vecchia di 600 anni. Celotna podoba cerkve simbolizira življenje Kartuzijana. Preprosta, čista, brez nakičenih slik zlata, bogatstva, ampak vsem tem zelo mogočna. La struttura della chiesa simboleggia la vita. To je v bistvu edini spomenik, edini
mette la cera colata e poi si scrive con la punta e questa è la prima fase. Poi si mette nel colore rosso, freddo, così dove c'era la cera non ha preso. No? Poi terza fase per mettere il colore nero, invece con il colore appena bolle si mette e si toglie. Così abbiamo il cromatismo 3. Io dicevo che era una mano ferma e invece ha fatto prima. Prevede che ragazzi. Sono uova vere. Pisa, sì, Uova di... le uova però sono svuotate. Sì, se vedete i costumi tradizionali tutti bianchi. deriva da quello. Forse il nome deriva anche da quello. Però veniva canneggiato perché... No, lei ha detto il lino poi più lo lavi, più diventa bianco. Jsem přes mír raj prisvojil ljubící. Slav se ljubila, ljubezen pila, tako da zapovedati mi bilo. Tako, prišli ste v kraj, kar je edinstven primer v slovenskem prostoru, pa morda tudi zunaj naših meja, nekjer ne najdemo 3 cerkve pozidane znotraj obzidja. Forse questo è un posto unico al mondo, perché è difficile trovare un altro posto dove ci sono 3 chiese all'interno di una cinta muraria. Questa chiesa è particolare perché, intanto è piccola, ma è l'unica che ha il campanile di tutte e 3. Non serviva per le funzioni religiose, ma per i pellegrini. I farni cirkvici zvonček Questa è la più vecchia delle 3, è la prima parrocchia della zona. Sam přes mír raj prisvojil ljubící. Sta na travniku ležala, ki v maju je cvetel. Ljubim te je šepetala, ko si jo je nežno vzel. In okrog so črički peli, soncu, ki je grelo svet. Kot da bi bili veseli, ker nov zemljan je bil spočet. Ko otroka sta dobila, sta ljubila se še bolj. Sta vzgajala ga in učila, da že malo je dovolj. Večkrat so pohajkovali, šli so tja do travnika. Ko so ga občudovali, pa sinku vedno rekla sta: glej, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje. Življenje imej za prekrasno potovanje. Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Leta mirno so jim tekla in otrok je fant postal. Pazi nase, sta mu rekla, ko se je v svet podal. Lažnemu blišču ne nasedaj, ti se spomni travnika. Pravih se vrednot zavedaj, pa sreča te bo spremljala. Glej, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje. Življenje imej
za prekrasno potovanje.